Amici, cambiamo strategia, amici bellini, non aspettiamo un altro paio d'ore, così magari le notizie escono e il video mi invecchia. Cominciamo. Andiamo in fretta, anche perché già io tengo che fa. Don Carmine qua. Don Carmine è arrivato. Don Carmine se ne va. Se invece Don Carmine arriva. Che film è? Don Carmine se ne va. Bellissima quella scena. Ma è anche la Madonna Don Carmine prega per noi, Don Raffaele. Insomma, lasciate un like per tutti questi movimenti di panza che ci stanno venendo. No, non è questione, il mercato adesso si sblocca, state tranquilli e arrivano tutta una serie di grandi giocatori. Però è la giornata in cui parla Giuffredi e parla di tutti i suoi assistiti uno dietro l'altro. Ma partiamo da uno degli assistiti che purtroppo con una brava tattica noi lo andiamo a vedere. Fatemi fare un po' più grande, perché quando si parla di campo è un conto. I miei grafici, gli amici miei di We Like hanno detto dei miei. Hanno tolto il sorriso pure a Lindstrom, è una cosa incredibile, sorrideva prima. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato e in parte col gruppo. Lavoro personalizzato per Gaetano. Attenzione. Allora, notizia positiva, lasciate il like se dovete lasciare un like la lasciate per la notizia positiva, perché Politano ha svolto parte personalizzato in campo e parte col gruppo. Significa che bene o male per domani dovrebbe fare tutta la seduta in gruppo e dovrebbe essere pienamente recuperato per la partita con il Torino. Questa è una ottima domanda, perché non lo so se di questo ragazzo Mazzarri si fida. E poi non ci sono altre notizie, non ci sono notizie di Mazzocchi, anche se abbiamo visto che è arrivato a Castelvolturno, ha firmato i primi autografi. Manco il tweet ufficiale, la soddisfazione di vedere il tweet ufficiale, il numero scelto, probabilmente sceglierà il 30, ma io lo devo sapere per quando devo fare le nuove grafiche. Datemi qualcosa, Napoli, dammi qualcosa, e non darmi l'ovumbo, perché non è quello che serve. A proposito, c'è del buono su Twitter, c'è una narrazione un po' violenta, però ci sono anche cose geniali come queste. Raffo, benvenuto Zito Lovumbo, bellissima, fa anche molto ridere Leto, perché quando tu chiedi a AI, all'artificenza artificiale, la famosa artificenza, e il Napoli è in rosso, ci vorranno anni e anni di Napoli non in rosso, con sponsor non in rosso, per convincere l'intelligenza artificiale che la nostra maglia non ha degli inserti rossi per forza. Torniamo sull'Uvumbo a fine video, perché ci sono cose che secondo me non hanno molto senso. Ha parlato ovviamente e parla in continuazione la gente di Gaetano, di Lorenzo, di Politano, e vorrei parlarne, perché al di là di quello che dice, che può piacere o no, quando lui disse gli scontenti parlando di Mario Rui, tutti quanti ci risentimmo un pochino, stai zitto, cercavamo le foto con i sorrisi dei giocatori del Napoli. In realtà la realtà è che esiste un certo discomfort nella rosa del Napoli, e se qualcuno se ne può andare se ne va. E ribadisce sulla questione Mario Rui, la gente non ha capito che sembra questo attacco. È fastidiosissimo questo tipo di... Vuoi fare i complimenti al tuo giocatore? Fai i complimenti al tuo giocatore senza dover attaccare. Ma questo viene da un esempio che conosciamo molto bene, che oramai solo così si fa informazione, attaccando chi non la pensa come te. È di un fastidio clamoroso il comunicare così. Però purtroppo abbiamo esempi proprio dal più alto, dall'altissimo, che ci parla così dei suoi propri giocatori, poi i giornalisti più influenti a Napoli. Insomma, è un'abitudine, e quindi anche i procuratori che vengono chiamati dalle radio in continuazione parlano così, di conseguenza anche i tifosi parlano così. Non c'è speranza di cambiare. Abbiamo una pancia piena, dice, poi la pancia piena di solito significa tutt'altro. Comunque abbiamo una pancia piena di questa città
che è di poco equilibrio, dove si cambia idea da una partita a un'altra, quindi non ci faccio più caso. Nonostante l'annata negativa che può essere attrezzata, il Napoli ha un grandissimo presidente che rimane tra i migliori d'Italia della nostra storia. Ho grande fiducia, grande anche Chiavelli. Gaetano, mi sono stancato di ripeterlo, ritorniamo al discorso di Ranieri che l'anno scorso non giocava la Fiorentina e poi è venuto fuori. Il Napoli deve capire la stessa cosa, la Juventus fa scurva a giocare i giovani, è il momento che il Napoli dia spazio e punti ai giocatori giovani come Gaetano, giovani, 23 anni, Gaetano, l'età è l'Elmas praticamente, ma c'è la possibilità di giocare e non può dimostrare, se non c'è la possibilità di giocare non può dimostrare di essere all'altezza. Credo che Gaetano ce la farà a rientrare con la partita del Torino e speriamo, perché siamo veramente cortissimi. Quindi se siamo, la notizia positiva è quella che Politano, avendo fatto parte in gruppo e parte personalizzato, secondo me si recupera, mentre Gaetano si ferma oggi e lavora a parte, lì ha un po' più di difficoltà. Non è che pensavamo che Gaetano potesse partire da titolare, però devi avere delle riserve in panchina, perché altrimenti la partita come la sviluppi con i 5 cambi, soprattutto contro il Torino che ti viene a prendere uomo su uomo, che ti prendono ammazzate, che ti fanno stancare, che ti debilitano fisicamente, tu devi fare molti movimenti senza palla, li devi mandare al manicomio, e ad un certo punto verso il 60° è bene fare anche i cambi, così c'hai gente più fresca, perché loro lo faranno, toglieranno gli ammoniti, metteranno altra gente fresca per andarti addosso. Quindi è una partita delicatissima e non voglio diventare virale, non possiamo permetterci di diventare virali contro il Torino, assolutamente. Quindi la questione Gaetano è questa, e se non lo vendono, sempre, perché se poi lo vendiamo siamo punto da capo. Il problema Politano, che poi è uscito, la notizia della rabbia esce subito dopo che posto il video di ieri dove ve ne parlo estensivamente. Allora, la notizia può essere anche plausibile, però Giuffredi è uno di quelli che, quando ha fatto il suo libro, tutti quanti invitati, grandi sorrisi nelle cose eccetera eccetera, allo stadio Maradona, la grande presentazione, ci ha detto pure chiaramente: noi procuratori certe notizie ce le inventiamo, noi ai nostri stessi assistiti diciamo cose false perché dobbiamo mandarle, che poi loro si devono fidare di noi. Le notizie se le inventano e molto spesso serve, mettono in mezzo una cosa, la confidano, non farlo sapere a nessuno, in modo tale che subito gira la notizia, e quindi lo fanno per smuovere le acque, per cercare di arrivare a un rinnovo, per cercare di arrivare a degli aumenti, per cercare di far muovere il nome del proprio assistito. Se arriva un'offerta fasulla, magari arriva un'offerta vera, perché fai sapere che tu sei disposto a valutare, che non ti senti incedibile, che non stai bene, altrimenti la notizia non esce proprio. Oppure esce la notizia e lui parla e dice: no, non ci interessa, noi stiamo benissimo a Napoli, per carità. E invece lui sul Politano ci fa sapere: esiste la cosa, stiamo valutando, stiamo ragionando. Di conseguenza esce la notizia di Luvumbo, perché io vi avevo detto pensiamo anche a un esterno d'attacco, però ragazzi, io Luvumbo ce l'ho anche a Fantacalcio, lo ritengo un furetto interessante, uno che magari nel Cagliari sta benissimo e ti può fare anche un paio di gol, un paio di assist per girone, ma Luvumbo no, non può essere, è piccino, è inesperto, è molto giovane, magari crescerà, ma è piccino. A noi ci servono giocatori anche strutturati fisicamente. Non scherziamo con queste cose qua, non lo posso accettare. Quindi, ritornando a Politano, ho capito, poi esce la notizia eccetera eccetera, ma visto che i procuratori sono bugiardi e lo dicono anche apertamente che sono bugiardi, io non lo so nemmeno se questa offerta dell'Arabia Saudita esiste o no. Secondo me è una buttata, anche perché la storia di Giuffredi ci dice che lui non è bravo a piazzarli i suoi giocatori. Quando tu cerchi intervista a Giuffredi esce pure quella là: Yusai Manchester United, perché no? E Yusai è stato mandato a scadenza perché non lo voleva nessuno, e poi se l'è pigliato la Lazio perché Sarri non conosce altri giocatori, e questo è. Ma Yusai, Bayern di Monaco per esempio, ma ce ne sono tantissime di esempi. Alla fine lui i propri giocatori tende a mantenerli tutti nel Napoli, e lui è contento di averli tutti nel Napoli, così controlla tutto e c'ha tutta la gestione anche dei propri assistiti, e probabilmente non è neanche contentissimo che è arrivato Mazzocchi probabilmente insidia Di Lorenzo in questo momento. Se Mazzarri decide di far giocare quelli più in forma, potrebbe anche essere che a un certo punto Mazzocchi è più in forma di Lorenzo e gioca lui, e quindi subito esce all'attacco.
Lukaku, appena il Napoli fa l'acquisto che dà fastidio a Di Lorenzo, ma anche con Di Lorenzo noi ci pensiamo, ce ne andiamo l'anno prossimo, eccetera. Ma vai, dove vai? Dove vai? Non sei bravo a piazzarli, sei bravo a far avere degli aumenti magari di ingaggio, perché i contratti che ha fatto il Napoli, i rinnovi, ha fatto Di Lorenzo, ha fatto Mario Rui, ha fatto Raspadori, ha fatto queste altre cose, e probabilmente si punta anche a Gaetano, perché da quanti anni dobbiamo piazzarlo a questo Gaetano? Non lo piazziamo mai. E Politano adesso l'Arabia Saudita, ma no, non sono convinto, non sono proprio convinto. E poi non penso che il Napoli possa vendere in questa sessione di mercato anche Politano, Zerbini, Gaetano, Simeone, perché adesso si parla di Simeone, ne ha parlato anche Fabrizio Romano, e dobbiamo piazzare Zanoli sicuramente al Genoa. Li vendiamo tutti veramente, e siamo in grado di sostituirli, perché ancora Samatic bisogna limare i diritti di mano. Io veramente vi giuro, faccio questo video per far sbloccare le cose, perché così il video mi invecchia e appena premo upload arrivano le notizie del Napoli serie, così, non ancora Dragusin, il rilancio, eccetera. No, appena arrivano le notizie serie, le notizie, i nomi, quelli là plausibili, le accelerate repentine, perché si sa che quando si parla troppo di un nome alla fine il Napoli non riesce a chiudere. Invece quando esce il nome, quello là vero, esce e si chiude. Di solito è sempre così. Il Napoli tiene nascosto e poi esce e si chiude subito nel giro di 2 giorni. Di conseguenza io spero proprio che si faccia al più presto, anche perché immaginiamo che Gaetano non ce la fa, immaginiamo invece che Politano ce la fa, e io Lindstrom lo sposto tra i centrocampisti, perché è un'idea che sta montando dentro di me. Non lo so se Mazzarri avrà intenzione di farlo. Ti prendono uomo su uomo, devi farla tu la partita, fai giocare Simeone che può fare la lotta con un Buongiorno, eccetera eccetera. Se no Raspadori, se non funzionano tutti, l'idea di avere quello piccolino che ti viene a centrocampo a scambiare con i centrocampisti e ti porta via un difensore, se tu fai i movimenti senza palla e ti butti con le mezze ali, è ottima. Se però il Napoli sta bene e gli automatismi funzionano. Se gli automatismi non funzionano, metti una punta vera davanti con Politano e Kvara. Mettici anche, se non sta bene Zielinski, mettici Lindstrom qua per sfizio. Così è una sorta di 4-3-3, ma è anche un 4-2-3-1 mascherato. Lo Bot e Caiuste sono perfetti a 2 qua. Ci metti Lindstrom che praticamente gli dai un po' più di libertà di fare quello, senza avere l'ansia che deve fare tutte le rincorse all'indietro, che questo sta succedendo al Napoli, le ansie, le paure, la mancanza di coraggio. Lo lasci un po' libero di fare le cose, e se continui a chiedere a Kvara di inserirsi e quindi si porta un uomo, Lindstrom che va sulla fascia è un'ottima idea. Quindi secondo me questa è l'idea che si può sviluppare, che può creare anche un pochino di problematiche al Torino, che ci prenderà uomo su uomo e farà la partita. Io la butto là, non succederà mai, perché non succederà. Si può fare anche con Zielinski tutto questo se sta bene, senza mettere Lindstrom lì. Però dai Napoli, non fatemi diventare virale, perché non voglio diventare virale. Dobbiamo vincere senza problemi, e poi ve la ricordate quella frase? Comincia un altro campionato. L'anno scorso non cominciò un altro campionato, non credo che possa cominciare un altro campionato quest'anno, ma soprattutto se non cambi nessuno degli elementi. Anzi, si parla solo di cessioni e gli acquisti non arrivano in fretta, perché poi arriveranno, ma arriveranno tardi, e non lo capisco, veramente non lo capisco. Da New York, Valerio Fluido è tutto, con fiducia, non mollate, vi sento che state mollando, non mollate. Il Napoli adesso è un Napoli sa país, come si dice, il presidente sa lui, e adesso succede tutto. Datemi almeno l'ufficialità di Mazzocchi, il numero che devo aggiustare le grafiche su.